Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Pala Don Bosco di Palermo e Villauria Ecosystem Lamezia, giornata numero 19 del girone H di Serie B. La vittoria di Casali ha rilanciato la squadra allenata da Gallo. Subito la prima conclusione con il pallone che finisce sul fondo, provata da Gervasi. Battuta in mezzo con la respinta, poi la conclusione alta di Mantuano. Si muove tanto Giannusa, poi calcia la risposta lì in area. Partita che rappresenta l'anticipo di questa 19ª giornata. Conclusione di Celestini, 1-0 dell'Ecosystem. Con la botta da fuori di Celestini, 1-0. Il secondo consecutivo dopo quella al Messina. Sale ancora l'Ecosystem con l'angolazione provata da Caffarelli. Celestini un po' di spazio, la piazza, Gervasi in mezzo, esce Di Maria. Conclusione da fuori, il portiere dell'Ecosystem. Pallone basso, c'è il tiro di Abisso, ancora rotella. Ripartono i calabresi con i celestini. Il pallone per Gervasi, c'è il tiro anche da parte sua. Pallone basso, Gervasi sfiora il palo. Badalamenti cerca il tunnel, ci riesce su Caminero, rimpallo vincente, ha fatto tutto Badalamenti. Gagliardi col sinistro deviato. Giannusa avanti in mezzo, risponde Rotella, poi c'è il tiro e il gol di Cassata. Il gol del Villauria che pareggia i conti con Cassata dopo la risposta col piede da parte di Rotella. Adesso Giannusa attaccato un po' troppo tardi forse per rifugiarsi, infatti il pallone arriva dai Celestini che calcia su Di Maria. Giampa si ferma, poi il pallone viene ricevuto da Deodato, mette in mezzo Giampa. Giannusa riesce il passaggio, Giampa tocca il passaggio alla fine per Mantuano, davanti Di Maria che tocca il pallone di Cipolla, resta lì ancora e il tentativo di Mantuano, la pressione di Simone. Giannusa in mezzo, risponde Rotella, il pallone entra 2-2 per il Villauria, il gol del bomber Giannusa. Battuta dietro di Simone, evita Gervasi da Caminero, ha rischiato un po' Caminero da fuori. Deodato in mezzo dai Celestini quasi, occhio perché non c'è il portiere per l'Ecosystem. Giannusa, Mantuano lo fa lui, proprio lui che ha sostituito Rotella come quinto libero, e proprio Mantuano adesso ad avanzare con il tiro. In questo finale senza il portiere Giannusa, cost to cost con gli avversari. Celestini, ultima azione, calcia da fuori Celestini, basso per Di Maria, è ormai finita, un secondo, spazza via Giannusa, ufficiale 2-2 tra Villauria ed Ecosystem Lamezia. Che partita